Sta prendendo vita la nuova zona artigianale e commerciale in costruzione nella periferia ovest di Remanzacco. Da fine mese sono semi-operative le 2 rotatorie realizzate a ore 3 e a ore 9, che servono di anello di congiunzione tra la strada statale 54 Udine-Cividale e la nuova viabilità parallela realizzata come via di servizio all'area in costruzione. Un'opera attesa da anni che prima o poi si realizza. Se da una parte la cosa è positiva, dall'altra non risolve il problema viabilità e sicurezza in questa tratta della Udine-Cividale, diventato negli ultimi anni un vero collo di bottiglia. Si parla da tempo della costruzione di una variante che bypassi Remanzacco, ma alquanto si è saputo per ora il progetto resta sulla carta. Eppure un collegamento veloce tra il capoluogo friulano e la città ducale serve e le vie di comunicazione secondarie esistenti non garantiscono l'alternativa. L'unica nota positiva, caso raro nel bel paese, è la funzionalità della ferrovia Udine-Cividale, da qualche anno esempio di metropolitana leggera di superficie all'avanguardia, non per fare i maligni, ma guarda caso non statale, che riduce i tempi nella massima sicurezza e tranquillità tra le due città, impensabile con auto e bus. Ma anche qui la nota stonata. Per il trasporto merci i tempi si burocratizzano, questo non per colpa di chi gestisce la linea, ma per il cosiddetto sistema Italia, della serie appena passi il chilometro zero in prossimità della stazione di Udine il gioco è fatto. Qualcosa si muove, seppur il Friuli Venezia Giulia è una regione de facto e de jure autonoma, siamo sempre in Italia dove tutto è possibile e niente impossibile. Un po' di pazienza e si farà, d'altronde anche Cristo si è fermato a Eboli. Torna dopo il grande successo della precedente edizione il mercato del cibo e del gusto a Monfalcone. Ospite speciale di questo secondo appuntamento, in programma nella mattinata di sabato 14 luglio, nella corte interna della Galleria d'Arte di Piazza Cavour, sarà la Francia. Alle ore 11, apertura ufficiale degli stand. A seguire le cialde di Montecatini a sostegno della ricerca della sindrome di Sjögren, a cura dell'associazione Animas. A Cornice ci sarà l'esposizione delle orme giganti realizzate dagli alunni della scuola primaria Duca d'Aosta sotto la direzione della maestra Martina Mazzarella e poi gli stand a cura di varie associazioni ed enti del territorio. L'iniziativa gode anche della collaborazione di una nota rivista di settore specializzata nell'agroalimentare. Come sempre la cucina dal mondo. Questa volta potrete assaggiare e degustare la cucina araba, serba, delle Mauritius e quella sorpresa, ospite speciale sarà la cucina Japan Thai. Un appuntamento imperdibile, le cose buone dal mondo.